5-6 persone che mettiamo in pratica le idee e dopo tutti gli abitanti del borgo ci aiutano a realizzarle. Per questa Pasqua abbiamo deciso di realizzare dei piccoli coniglietti con le uova decorate, aiutati dai bambini. I bambini sono entusiasti, che sembra il paese delle favole. Sì, diciamo che da quando abbiamo cominciato a preparare il borgo abbiamo avuto anche un certo riscontro, molta gente viene a passeggiare, molti bambini, famiglie ed anche anziani. Devo dire che ci sono anche persone che dicono di non essere mai venute in questo posto pur essendo di Farra. E adesso con queste decorazioni abbiamo visto che viene un po' più conosciuto. Voi avete sistemato anche il capitello, vero? Sì, il capitello è una proprietà privata, è suo della famiglia Paset e alcuni anni fa è stato ridipinto, abbiamo rifatto anche un po' la copertura perché era decadente. E anche questo appunto è decorato per Pasqua. Sì, è un capitello dedicato alla Madonna di Lourdes e che è stato costruito nel 1914 da un padre che ha voluto fare un voto se il figlio fosse tornato vivo dalla guerra. Lei che ha vissuto qua fin da quando era piccolo, com'è cambiato? È cambiato, sì, meglio insomma, sì. Ne più ASE, più bambini, anche una volta ce n'erano bambini, però adesso non è più. È stato un periodo che non erano pochi. Una volta quali erano le tradizioni di questo borgo? Quando era la neve si faceva, col ghiaccio si faceva l'isolare, si correva con l'isole una volta. E il panevin? Il panevin si fa anche il panevin, sì, che adesso qua non riesco più a farlo. Bracciolate, sì, si fa i friele sulla griglia e così.